Credo che siamo online, ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici dell'ultimo minuto. Noi siamo qui con il Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione. Io sono Gabriella Travaglia, coideatrice dell'archivio digitale Acqua Granda, una memoria collettiva digitale, e qui c'è Giulia Saia. Ciao a tutti e buongiorno e grazie. Giulia ha curato la mostra digitale sulla Luna, che è una seconda mostra che è partita dall'archivio Acqua Granda, una memoria collettiva digitale, che racconta l'acqua alta del 2019 a Venezia, un'alluvione che ha portato un'acqua alta di 187 centimetri ed è diventata così la seconda acqua alta più alta di sempre a Venezia dopo la storica del 66. E noi abbiamo fatto adesso 3 mostre. La prima appunto è stata la mostra derivata dall'archivio Navigare Acqua Granda, che è una mostra interamente digitale. Poi è stata fatta la mostra sulla Luna alla Chiesa delle Penitenti e la stessa mostra è stata poi digitalizzata su Matterport. Esatto, grazie Gabriella. Sì. Infatti siamo qui proprio per spiegarvi come funziona Matterport appunto l'anno scorso è stata inaugurata aperta al pubblico l'11 novembre la mostra presso la Chiesa delle Penitenti ed è rimasta aperta fino all'11 dicembre. E perché abbiamo pensato di trasformarla in una mostra virtuale? E vi chiederete, visto che c'è stata fisica. E la nostra idea era quello appunto di farla rimanere, no, nell'archivio di Acqua Granda. Poi parliamo di archivi digitali, quindi anche era un modo per farla rimanere nel tempo. E poi cioè, consideriamo sempre che il materiale di partenza è materiale nativo digitale Ah sì, sì. e quindi nel senso sì, noi l'abbiamo portata fisicamente con Sulle Acque, però poi c'era un senso di restituzione verso il web che è un po' il luogo dove noi abbiamo trovato poi tutti Mhm. questi materiali, trovato e ci hanno donato questi materiali, quindi in Esatto. un certo senso era anche un po' far rivivere un materiale che è nato lì. Mhm, sì. Però c'è la Chiesa delle Penitenti che è la grande novità un po'. Sì, anche perché è una chiesa bellissima che, non so se sapete già, ma non è, dopo l'alluvione del 2019 è rimasta chiusa, non è stata più aperta al pubblico. Viene gestita, la Chiesa delle Penitenti dalla Fondazione Gioielli Nascosti di Venezia e, hanno deciso di riaprirla al pubblico grazie appunto alla mostra sulle acque. La chiesa, non so se tutti la conoscete, ma si trova presso la fondamenta di Canareggio, di fronte all'Università Ca' Foscari, perché anche questo, la mostra sulle acque, è un progetto anche di Ca' Foscari. Sì, principalmente di Ca' Foscari, Sì. diciamo perché tutto è nato dal Sì. progetto Disseus del Dipartimento di Management. Dobbiamo fare anche questa parte istituzionale. Sì, Esatto. piccola parentesi ragazzi, È nato tutto da un progetto Horizon vinto dal Dipartimento, poi c'era il professor Massimo Varglien e dopodiché il progetto è stato curato anche da prima Science Gallery Venice, che era il progetto di terza missione dell'Università Ca' Foscari terminato poco tempo fa, e poi adottato dal Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione, che ha tra i suoi soci fondatori anche l'Università Ca' Foscari. Il progetto Odysseus ovviamente ha tantissimi partner, leader del progetto era il Max Planck. Mhm. Allora, noi siamo qui proprio per spiegarvi come accedere a Matterport, oppure comunque accedere a questa mostra virtuale, spiegarvi come funziona e che contenuti trovate.
Allora, potete intanto è accessibile su qualsiasi dispositivo, quindi telefonini, tablet, computer portatili, computer fissi, quindi da qualsiasi dispositivo potete accedere, alla mostra virtuale. La trovate all'interno del sito di, Acquagranda e basta cliccare su andare appunto qui dove già siamo, siamo già ehm, Siamo sul sito, esatto, che esatto, è come potete vedere qui c'è appunto Acquagranda in Venice. Basta andare su mostre, cliccare, ehm, grazie, e cliccare quella dell'anno scorso. E voilà, siamo qui sulla mostra, nella pagina della mostra e, cliccate play e accedete a sinistra. a Cioè, sinistra. ognuno ha il Mac a A proprio modo, esatto. esatto. E poi Allora arriva su un siamo altro Mac e non sa fare più nulla. La mostra virtuale è stata, resa in 3D da Ukido, e Ukido l'ha, messa all'interno di questa piattaforma che appunto è Matterport. Allora, come funziona? Come vedete qui c'è una visione un po' aerea della chiesa delle penitenti. Possiamo far vedere anche così un attimo per vederlo Esatto, dall'alto? grazie. Sì. Questa è appunto è la fondamenta, purtroppo le riprese sono state fatte di notte, ma comunque la resa è la stessa. Perché l'Acquagranda è venuta di notte L'acqua la prima granda è volta. venuta di noi, giusto. Il 12, tra la notte tra il 12 e il 13 Esatto, novembre. una mostra immersiva deve rispettare Anche le condizioni, anche esatto, quando ehm, sono avvenuti questi esa momenti che comunque la città di Venezia ha vissuto. Allora, questo partiamo dall'ingresso. Come vedete appunto è possibile anche vedere la fondamenta e così anche avete un'idea, di dove si trova. Quindi appunto questa è l'università, questa è la fondamenta, qui siamo verso la fine della fondamenta di Canareggio. Posso dire una Sì, cosa? Che certo. una quando c'è stata l'Acquagrande nel 2019, questa fondamenta era completamente coperta. Io abito dall'altra parte della Chiesa delle Penitenti ed era completamente Sommersa. sommersa e infatti dalle calle traverse era un tutt'uno, affluivano tutte lì. Mh-mh. Sì, infatti anche la chiesa appunto delle penitenti, quando siamo entrati effettivamente ancora i segni, visibili dell'acqua alta, erano presenti, ma non solo, all'interno della chiesa, ma sono ancora visibili in altri edifici. E qui anche, sta cioè la domanda appunto di come proteggere questi beni che Venezia ha, questi beni, Culturali, architettonici, culturali che Venezia ha. Allora vi spiego un po' cosa sono questi, che io chiamo tag. Queste, sono, i punti di accesso ai contenuti della mostra. Ci sono 2 colori, troverete 2 colori, giallo e il verde acqua, con dei simboli diversi. Il giallo comunque rappresenta, quindi quando troverete questi tag, gialli, indicano danno delle informazioni sull'edificio o sulle opere che sono presenti all'interno della Chiesa delle Penitenti. Voglio fare una piccola parentesi: la Chiesa delle Penitenti è ancora, una chiesa consacrata, quindi, è stato anche interessante allestire una mostra, all'interno di una chiesa ancora consacrata. Quindi, i Abbiamo si avuto una benedizione divina, insomma, per questa mostra. Sì. C'ha colto Che c'ha tu ci colto. creda, che non ci creda, comunque. Sì, 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 è vero Gabriella. Mh. Allora questi simboli, invece questi qua, verdi acqua, i simboli, questi tag verdi acqua, hanno anche dei, disegni diversi, ma man mano che entreremo vi spiegherò cosa indicano. Comunque questi qua con le ondine, questi tag con le ondine, rappresentano
cioè tu puoi accedere alle informazioni riguardo alla mostra sulle acque, quindi qualsiasi informazione sulla mostra la trovate cliccando questi tag, come vedete. Basta cliccare, anche semplicemente poggiare e poi cliccare e a sua volta potete accedere a tutte le informazioni, i contenuti presenti all'interno del tag. E alcuni hanno dei video, altri hanno anche dei link. I link portano a delle pagine o è possibile anche scaricare dei documenti E condividere e anche anche le condividerli. informazioni se volete, se vi interessa, condividerlo direttamente in un vostro sito se ce l'avete, sui vostri social. Sì, 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 esatto. E allora volevo fare una piccola volevo tornare indietro. La mostra sulle acque è stata curata da la mostra fisica da Erika Villa e Costanza Sartoris. Mh-mh. E questo è che vedete voi è il colophon, dove son presenti tutti le persone, tutto il team di Acquagranda che ha lavorato per la realizzazione di questa mostra. E scusate, vado un po' giù, no. Sì, Gabri Okay. okay. Ora entriamo 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 dentro. dentro. Okay. Stiamo entrando dentro la mostra. Ci siamo. E voilà, siamo dentro. Siamo dentro. Appunto questo puntatore a cerchio ti aiuta a muoverti all'interno dello Esa spazio. esatto, ti indica più o meno dove sei. Anche a terra trovate in maniera trasparente questi cerchi che ti indicano la strada e dove puoi fermarti per avere una visuale diversa. La mostra, quindi tornando indietro, L'abbiamo dobbiam portato a mano, questo, vogliamo ah ricordarlo a sì, tutti. Quella passerella che vedete al centro è stata portata a mano e non da 4 persone come normalmente viene trasportata dalla municipalità, ma ma da da 2. 2. Stati bravissimi quel giorno. Son stati anche molto gentili perché li hanno portati fin dentro e ci hanno aiutato tantissimo e son stati molto disponibili, perché appunto abbiamo deciso di mettere una passerella all'interno della chiesa perché è il simbolo dell'acqua alta anche quando è ad altezza normale. E per Venezia, è diciamo l'immagine diciamo che vedi, che trovi, semplicemente camminando per le calli, in diversi punti. Proprio, vengono lasciate là proprio in caso di acqua alta, ehm, e di essere in modo tale pronti per posizionarli. Allora vi spiego un po' come era organizzata la mostra. Allora, entrando sulla destra, trovate l'accesso all'archivio, perché appunto, come ha detto Gabriella, la mostra nasce, grazie all'archivio di Acquagranda. Quindi, questa postazione qui con, appunto questo simbolino che indica, l'idea di sì, un cassetto, no, quelli che trovate, quelli no, gli archivi di una volta, no, che tu apri i Apri il cassetti, cassetto. e cerchi le varie informazioni. È la stessa cosa, noi però ce l'abbiamo in maniera digitale. E infatti viene un pop-up È un e po' poi clicchi sul link e puoi clicchi, andare a vedere. esatto, clicchi sul link e puoi accedere all'archivio di Acquagranda. E le informazioni, i contenuti che trovate all'interno di ogni tag sono in 2 lingue, in inglese e in italiano. Quindi anche cliccando qui, come vedete c'è sia in inglese che in italiano, così come anche il titolo.
Vorrei, farvi, notare anche una cosa carina secondo me, che potete muovervi, da un contenuto a un altro anche semplicemente cliccando queste freccette qua sopra, Che sono poi le stesse che si trovano lì sotto, che no? sono le s non sono le stesse. Okay, Non vedi, sono le questa stesse era per perché metterla alla prova. approfitto per dirlo. Potete, sia, visitare la mostra indipendentemente, quindi come se facessi una passeggiata, Mh-mh. ehm, e quindi scegliere i punti che vi interessano di più e soffermarvi su determinate opere anziché su altre. Oppure semplicemente, cliccando questa freccetta che indica play e, abbiamo realizzato un video che vi, guida, all'interno della Chiesa delle Penitenti mostrandovi, la mostra sulle acque. La Quando, fate questa, diciamo, opzione, non potete però cliccare sui tag, quindi, è semplicemente una panoramica della mostra. Per accedere ai contenuti dovete ovviamente ricliccare, fermarvi e cambiare un po' la visuale e cliccare sul tag. Visto che siamo zona, mappa ESA, vi spiego un po' come funziona e come funzionano altri contenuti simili alla mappa, dell'ESA. Allora, alcune opere presenti in questa mostra sono sia in AR che in VR. Mh-mh. Le mostra, AR è accessibile attraverso anche un'app che è stata realizzata nel 2021. Gabriella vi dà qualche informazione in più adesso, vi spiego come Sì. potete accedere all'app e quali sono i simboli che vi aiutano a scaricarvi direttamente questa applicazione. Sono Sì. questi punti qua. Opla. Dove vedete c'è un QR code, sia per, chi ha un sistema operativo iOS oppure anche per Android. Android. Esatto, sì. La prima volta che è stato costruito l'archivio basato appunto su questa memoria collettiva digitale, come vogliamo chiamarla, perché non è solamente l'archivio, non sono solamente le immagini, i video che abbiamo collezionato, ma si tratta proprio di molto di più, cioè si tratta di tutta la prospettiva e la memoria che i cittadini hanno voluto mettere di quell'evento e che poi basa un po' la storia e l'identità di una città. E noi abbiamo appunto costruito poi questa app, cioè è stata costruita da Yuri Butel, ha costruito quest'app che, raccoglie tutti i messaggini, le immagini, tutte queste memorie qui da archivio che abbiamo collezionato e che sono accessibili direttamente dal proprio cellulare o dal proprio computer, a seconda di come si preferisca fare. Scansionando il QR code, appunto con un software, un'app apposita, che potete avere sul vostro cellulare, oppure cliccando sui link, for iOS, for Android, potete arrivare all'app. Perché abbiamo fatto anche quest'app? Perché noi anche prima parlavamo di memorie native digitali, sono nate nel web, ma, ovviamente le memorie sono state prese dalla città e da vari luoghi della città. E noi con quest'app abbiamo voluto fare esattamente questo, abbiamo voluto riposizionarli virtualmente, digitalmente nel luogo in cui sono state prese. E quindi
quando c'è stato possibile abbiamo ricollocato la memoria, quindi la foto dell'acqua alta San Marco a San Marco, quindi clicchi su San Marco puoi rivedere tutte le immagini dell'acqua alta prese lì. E infatti nella versione web di questa app c'è la mappa sviluppata da Yuri Butel e si vedono tutte le immagini delle memorie prese. Ovviamente abbiamo bisogno ancora di tanto aiuto per aggiungere metadati e per quindi posizionare tutte le immagini nel posto giusto, e chiunque voglia aiutarci siamo ben felici di averlo a bordo. Vorrei dire una piccola informazione. Allora, durante la mostra sulle acque abbiamo avuto dei volontari, sono venuti dei volontari che insieme alle mediatrici culturali di Ca' Foscari erano presenti in mostra per guidare e aiutare i visitatori. E i volontari erano dei volontari dell'Auser, erano dei signori ormai in pensione che nella loro vita hanno fatto tutt'altro, ma con una cultura immensa di Venezia. Allora era bellissimo vedere come appunto nella parte che vi ho fatto vedere prima, accesso all'archivio, loro appunto utilizzando la mappa realizzata da Yuri, dicevano sì, ma qua io mi ricordo, e cliccavano l'immagine proprio e davano tante informazioni in più, quindi abbiamo visto come anche è un mezzo che si ritrovano tutti, che ormai è facile da uno dei pochi che ha superato il gap generazionale. Sì, esatto. Sì. E comunque aiuta anche il dialogo tra magari i più giovani, tra virgolette, che hanno fatto queste foto, ce le hanno mandate, ma non è così, nel senso che noi abbiamo avuto persone di tutte le età che ci hanno mandato delle foto, ma poi per arricchire anche di altri contenuti un dialogo con persone che hanno vissuto a Venezia tutta la vita e che la amano, arricchisce, dà sempre qualcosa in più. Sì. E quindi questi tag con questa faccina sorridente indicano il posto dove potete utilizzare il QR code per accedere all'applicazione di Acquagranda. Questo simbolino qui invece è l'opera in aeree. È possibile, qui abbiamo inserito un video che riproduce, faccio vedere quello di Yuri, che riproduce, voi potete scusate, vedere quando utilizzate l'applicazione, e come detto appunto non riesco a tornare indietro. Forse bisogna uscire. Ok. Siamo ritornati dentro. La cosa è molto semplice, non vi preoccupate. Ok. Ritorniamo subito all'opera di Yuri, che appunto dicevamo è un'opera in realtà aumentata. E quindi, come dice la parola, aumenta le informazioni che sono già presenti nella versione digitale. Nel caso di Yuri ha creato un'opera che aumenta le informazioni con i dati di ogni singolo luogo di Venezia, i dati relativi all'altezza dell'acqua alta nei giorni tra la notte tra il 12 e il 13 novembre. Quindi se tu vai nel luogo e il cellulare ha la geolocalizzazione attiva, vedi qual era l'altezza dell'acqua in simulazione, come abbiamo appena visto. Così, in simulazione si vede quanto era effettivamente alto. C'è anche una parte sperimentale più giocosa in cui si può alzare, abbassare l'acqua alta a proprio piacimento e quindi si può essere affogati fino ai capelli. Sì, quindi praticamente abbiamo
questa doppia, cioè abbiamo sia l'applicazione che adesso la Mh-mh. mostra virtuale, quindi è una mostra anche puoi giocare, no, che puoi con cui puoi interagire. Puoi cambiare da un canale All'altro, all'altro, insomma ci esatto. si può molto Divertire, divertire. e sperimentare. E allora, scusate, io tornerei un attimo qui, così. Riandiamo sulla passerella per Andiamo stare sulla passerella, sicuri. così non abbiamo gli stivali, ma meglio stare sulla passerella, così vi faccio un po' vedere, più la mostra. Nella sua Allora, interezza. nella sua interezza, esatto. Ehm, Questo simbolino qui indica, potete trovare alcune informazioni, dove c'è il testo curatoriale sulla mostra sulle acque. Ehm, Quest'altro simbolo invece indica che qua trovate il catalogo, la pubblicazione, una memoria collettiva digitale, realizzata, nel 2021, e curata da Luc Stills e Costanza Sartoris. È disponibile in open access Esatto. e su Zenodo, quindi basta cliccare sul link e potete scaricare il catalogo, o potete leggerlo nella versione online, e sia in italiano che in inglese. Ci sono tantissime testimonianze, nostre anche, che abbiamo lavorato direttamente sull'archivio, come abbiamo recuperato il materiale, da ricercatori del CNR ISMAR, Istituto di Scienze Marine, che raccontano più il fenomeno dell'acqua alta in generale e di come influenzi la laguna di Venezia. Poi ci sono le testimonianze di tutti gli artisti che hanno lavorato sul Mh-mh. materiale d'archivio per creare le opere d'arte. Mh-mh. Ci sono le testimonianze dei collaboratori e ricercatori di Odysseus per la progettazione degli strumenti digitali per la raccolta del materiale online, e come questo tipo di materiale online può essere analizzato quando si manifestano situazioni di conflitto. Mh-mh. Noi in questo caso avevamo scelto l'acqua alta e i cambiamenti climatici come argomento di conflitto e di luogo di partecipazione, di Mh-mh. dibattito in cui si crea il dibattito. Poi ci sono testimonianze sull'importanza dell'archivio, e anche delle testimonianze su come gli strumenti social network abbiano delle affinità con le memorie di storia orale. È possibile scaricarla anche da qui, direttamente, basta cliccare il tag, poi vi porta al contenuto e sotto qui Abbiamo direttamente. potete scaricare la pubblicazione. Io vi faccio semplicemente in questo momento vedere un po' la mostra in generale e ci soffermiamo magari su alcuni punti. Vi lascio poi dopo a voi L'esplorazione. l'esplorazione e sui singoli appunto contenuti presenti all'interno di questa mostra virtuale. Vi voglio semplicemente però spiegare cos'è questa, mappa di Venezia, questa foto di Venezia dall'alto e cosa rappresenta. Allora, questa, foto dall'alto di Venezia ci è stata, data dall'ESA ed è la prima immagine che, il satellite ha, scattato, i giorni dopo l'acqua alta del 2019. Attraverso quest'immagine noi, e grazie, ad Ukido, abbiamo realizzato, un Filtro. filtro, che, vi fa vedere dall'alto, come l'acqua alta aumenta
e basta semplicemente, anche qui attraverso un QR code, ehm, Scansione. scansione, che trovate anche questo QR code all'interno del, ehm, all'interno del tag. Vi faccio vedere, scusate, è un po' lenta perché è un'immagine ad alta definizione. Ma intanto ti faccio la domanda che tutti si stanno facendo in questo Sì, momento: ma il il gabbiano è gabbiano. stato aggiunto successivamente, oppure Lesa ha aspettato che passasse sotto e sorvolasse Venezia che è stata fatta la foto? Il gabbiano è simpatico, no, un po' volalto secondo me, è Mh? stato scattato, no, l'abbiamo inserito noi in Okay. maniera molto, carina, ecco, con è anche sappiamo tutti, no, chi vive a Venezia, che il gabbiano è un uccello presente a Mh. Venezia, molto Anche presente. troppo. Ricordiamo che in veneziano si dice Cocai, per i veneziani che ci stanno guardando e per chi invece non conosceva questo termine, adesso dovrà iniziare ad Adesso sì, usarlo esatto, costantemente. usatelo, Comunque faccio una piccola parentesi. non era un vero non Non è l'hanno no, ripreso il no, gabbiano a no, no, lavorare. no, quello no, quello no, quello Okay. è stato inserito da Mh. Okido, ehm, in maniera simpatica, e come vedete ci sono anche delle nuvole, queste nuvole son state anche queste inserite, Mh-mh. e quando cliccate e quando, appunto posizionate il vostro telefonino sul QR code, qui Mh-mh. potete accedere e direttamente vi manda al filtro Instagram, e da lì, è stato proprio vi spiega come procedere, quindi troverete una mappa in trasparenza che vi diciamo guida a mettere il telefonino proprio sopra l'immagine dell'ESA, e da lì vedrete che le nuvole appunto si muovono, poi sulla vostra destra troverete un un indicatore di che, toccandolo, vi fa vedere come l'acqua sale e scende. E insomma Mh-mh. è un'immagine interattiva, è stata realizzata proprio con l'obiettivo di far vedere e simulare, casi estremi nel caso in cui l'acqua alta proprio supera anche quella del 2019, e quindi proprio ti dà il senso di, Venezia completamente sommersa, cosa che speriamo e ci auguriamo tutti ovviamente di non No, trovare mai in situazioni del genere. dobbiamo dire che al momento il Mose sta funzionando, da quando è stato messo in azione non ci sono più stati casi di acqua eccezionale di questo tipo, ha tutte le problematiche di manutenzione che conosciamo, però insomma, ci auguriamo che Sì, che continui continua a a funzionare. funzionare. Esatto, sì, sì. Okay, io allora continuerei la nostra visita e vi porto qui di fronte all'altare. Io, mi soffermo un po' insieme a Gabriella, ci soffermiamo insieme su quest'opera, non solo, per parlare dell'opera in sé, ma anche per spiegare questo totem a cosa anche serviva. Sì, ha cambiato funzione nelle varie mostre perché nella prima, quella fatta derivata dall'archivio della memoria digitale, era la porta, di accesso diciamo. Era la porta di accesso di questa, mostra, aveva un QR code sulla base portante, nero che vedete di metallo e, era posizionata in 8 istituzioni veneziane che avevano subito la alta e che sono soci del DVRI, del Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione. C'era la Fondazione Levi, la Fondazione Querini Stampaglia, il Centro Tedesco di Studi Veneziani, l'Università Ca' Foscari, il CNR Ismar, la Fondazione Bevilacqua La Masa, tutte avevano questa, opera al proprio ingresso ed era la porta di accesso, quindi scannerizzavi e arrivavi appunto in questa
mappa di cui parlavamo prima, infatti l'opera di Matteo Silverio, Sky Tide, è Venezia vista dall'alto, e da lì potevi accedere alle opere digitali costruite per navigare Acquagranda, ma potevi anche accedere agli altri materiali d'archivio. Quest'opera che cos'è? Appunto rappresenta l'altimetria di Venezia, perché Venezia non è piatta, non è fatta così, ma è appunto in diversi punti, hanno altezze diverse. Piazza San Marco, dove vedete le bacchette rosse, è uno dei punti in cui le differenze cambiano, insomma da un punto all'altro della piazza ci sono delle differenze in altimetria molto importanti, e infatti qui c'è una canna rossa lunghissima, e molto vicino ce ne sono di più basse, come vedete. Sono comunque i punti più bassi di Venezia, e appunto nell'opera di Matteo c'è questa idea, invece di andare verso il basso, che è dove ci sono le canne più alte, in realtà sono i punti più bassi di Venezia, e lui ha usato queste canne di vetro di Murano appunto per mostrare all'inverso queste differenti altezze della città. È il motivo per cui alcune zone di Venezia risentono di più del fenomeno dell'acqua alta rispetto ad altre. Sì. Sì, è vero. Infatti queste qui bianche son quelle probabilmente dove c'è meno. Esatto, in quelle che sono più basse, dove il danno fatto dall'acqua alta è Era inferiore. inferiore. Ok, direi di continuare Sì. la nostra visita. Allora ricordatevi, dove vedete i tag ci sono delle opere, o comunque ci sono dei contenuti, quindi andiamo, vi faccio vedere qui l'opera di Margherita Maximova, un'artista filmmaker, e qui potete vedere direttamente il suo video. Approfitto e mi soffermo anche su Margherita per spiegarvi anche una piccola cosa. Cliccando questo link qui, sia in italiano che trovate appunto in entrambe le lingue, vi porta alla scheda sia dell'opera che anche una breve biografia dell'artista. Quindi potete conoscere meglio l'artista e la sua opera cliccando questo link. Margherita ha fatto 2 versioni della stessa opera. Qui quella che si vede direttamente sul sito è la versione video classica, ma c'è anche una versione in realtà aumentata che è disponibile invece sulla app. Quindi l'app, quella a cui si poteva accedere, Esatto, che vi è fatta da faccio Yuri vedere. Butel. E sempre questo, appunto, come vi abbiamo detto prima, è l'accesso dove potete trovare i QR code, perché ogni opera che è collegata, che è possibile anche di vederla in AR, abbiamo messo questo simbolo qui. Andiamo avanti. Di Gabriella. No, dicevo che il mio computer ha tutte le impostazioni invertite per fare, e quindi Ah no, vabbè, dai, ci stiamo infatti trovando. Mi sto abituando. Allora, io vi porto adesso in un'altra stanza, in un altro luogo, per mostrarvi non solo degli altri contenuti, ma anche degli altri spazi. Perché quando ci ricapita di tornare dentro la chiesa delle penitenti, che ricordiamo adesso ha chiuso, non è più accessibile al pubblico. Non è più accessibile al pubblico, ma può essere che è visitabile su prenotazione, sempre andando, contattando Gioielli Nascosti di Venezia. Gioielli Nascosti di Venezia. Allora, vi spiego un po'. All'interno di questa stanza è avvenuto un laboratorio, un workshop. Il workshop è stato tenuto dai 2 artisti Armin Link e Giulia Bruno. Vi faccio vedere,
il workshop è stato tenuto durante i primi 2 giorni, di apertura della mostra, e da lì abbiamo lasciato l'allestimento così come gli artisti insieme ai loro insieme ai partecipanti l'hanno lasciato, quindi è esattamente con come detto, sono i disegni, i televisori che servivano un po' per mostrare alcuni contenuti portati dai diversi interlocutori che erano Veritas, la Protezione Civile, il Comune di Venezia e in I vigili del particolare fuoco. Vigili del Fuoco ci hanno fornito il materiale, però non erano presenti effettivamente durante i 2 giorni del workshop. È il CNR ISMAR. E c'è nel realismo. Vi faccio vedere alcune immagini, cliccando. Questa è la Protezione Civile, qua siamo all'interno del comune, e sono diciamo, chi si è occupato di risarcire i cittadini Che hanno che hanno documentato i danni. documentato e hanno avuto i danni dovuti alla qualta. Questa è la Veritas. Dietro la camera c'è Armin Link. E sì, esatto, sempre su Armin Link e Giulia Bruno, 2 artisti internazionali, Sì. ehm, Che si occupano che si occu soprattutto di archivi esatto, digitali e dell'utilizzo di materiali, tecnici, operativi e mh-mh. logistici per le loro opere. Esatto, infatti questo laboratorio è l'inizio di un progetto che ancora continua, e l'idea è quella di raccogliere tutto il materiale operativo fornito, materiale intendiamo immagini, testo, video, realizzati durante e dopo la qualta del 2019, da chi effettivamente era lì fisicamente ad aiutare i cittadini e le persone che avevano bisogno. Quindi, per esempio la Protezione Civile ha diciamo delle testimonianze veramente interessanti E ha fatto un lavorone. ha fatto sì. E anche ricordiamo tutti i dipendenti della Veritas, e la Veritas è il servizio che si occupa del servizio della raccolta di rifiuti a Venezia. In quei giorni sono stati un po' gli eroi di Venezia anche loro, perché erano lì sempre a cercare di recuperare tutto il materiale che purtroppo è andato a corrompersi. Sì, 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 purtroppo. Ma mi ricordo anche quei giorni che la gente proprio metteva fuori tutto per le calli, c'era pieno di da sì, Spazzatura, rifiuti. rifiuti, mobili. Poi diciamolo anche per se ci fosse qualcuno che non è di Venezia, si raccoglie quasi tutto a mano, nei Sì, rifiuti a Venezia, e sì. poi quando si riesce si porta verso la barca. Ma lo diciamo perché ogni tanto viene fuori sempre questo, non si sa se è mito o leggenda, di chi dice: "Come arrivo a Piazza San Marco in autobus", non ci arrivi, o prendi il vaporetto o vai a piedi, e la stessa cosa vale per tutti i rifiuti che ci sono a Venezia. Sì. Sì. Infatti ogni mattina suonano. Suona. Suonano. Qui, è l'unica opera in VR che abbiamo, ed è stata realizzata da Carlo Santagiustina, ricercatore e artista. E qui vedete Giampaolo Greco che ha realizzato, il direttore artistico di Okido, che ci ha aiutato appunto che ha Digitalizzato. diseggiatato la mostra. E cliccando appunto sul tag potete accedere al video e all'opera di Carlo, che
è accessibile, cioè, sì, scusami, No, Gabriele. no, lasciamo non cliccare. Non clicco. E poi succede di nuovo il problema che dobbiamo uscire e non usciamo. Comunque su YouTube trovate l'opera di Carlo che potete comunque tutti vedere. È un'opera in 4 atti, che si possono vedere o nella sequenza che è stata proposta da Carlo, ed è quello che suggeriamo, oppure insomma potete anche rigiocare. Lui fa tantissimi riferimenti, ehm, vi lancio la sfida di trovare il riferimento a Greta Thunberg. Ci sono tantissime citazioni, lui lavora molto sul tema dell'incertezza e del dubbio, e ha cercato di riportarlo anche all'interno della sua opera. Esatto. Quindi Vi invitiamo ad esplorarla. È esatto. piena di contenuti interessanti e di punti di riflessione. Vi faccio notare questi, questa è sono le uniche 2 opere non virtuali. Penso che tutti l'avete riconosciuta quest'opera qui, che è il simbolo anche dell'archivio di Acquagranda. È Sì, un'opera di Vanessa Milan. esatto. E vuoi dire 2 parole, Gabri, su Sì, vabbè, Vanessa è una artista che è di base a Venezia, e lei si è proprio occupata di creare l'immagine di questa della memoria collettiva digitale. A noi è piaciuto subito come l'ha interpretato, perché appunto mostra molto bene la dimensione di cura, cioè delle mani, queste mani che emergono dall'acqua, che sono un po' le mani di tutti quelli che hanno collaborato e contribuito a rimettere in piedi molto alla svelta la città, e poi questo abbraccio alla città che vuole mostrare la dimensione di cura, di amore che c'è nei confronti della città. E tutto questo in questi toni blu molto tenui. È Secondo me molto bella. ha fatto un ottimo Sì, lavoro. rappresenta molto quel momento lì. Invece sulla destra trovate questi libretti sono stati realizzati dai bambini della scuola primaria dell'Istituto Nazionale Marco Foscarini di Venezia. Sono 40 libretti più o meno in totale e 2 classi, e abbiamo chiesto ai bambini di esprimere attraverso parole o immagini quello che hanno vissuto durante l'acquaglio del 2019. E questi libretti ancora non sono disponibili, però li abbiamo scannerizzati, e quindi potete trovare qualche immagine di qualche libretto. Molto Sì, sono divertenti, molto no, divertenti. È il punto di vista di un bambino. ovviamente quando ti ricapita di salire sul tavolo Sul della tavolo, cucina esatto. con i tuoi, Coi tuo tutto è fratello. permesso. O vedere entrare dentro casa l'acqua dove ci sono le foglie o magari altre cose. C'è alcuni che hanno messo anche i pesciolini, e sono veramente belli, come vedere appunto ci sono i pesciolini e la loro visione dell'acqua alta. E ora passerei a, scusate se sono un po' veloce, a l'ultima stanza. E mi sa tornare, scusate, da qui. Queste sono delle bellissime foto, secondo Sì, me, che sono state ci sono fatte. delle foto che Armin Link e Giulia Bruno hanno selezionato per esporle, prendere spunto eh, per iniziare un dialogo con tutti con gli interlocutori invitati 2 giorni del workshop e del laboratorio. Queste immagini sono state stampate e esposte durante la mostra.
Faccio vedere l'ultima stanza e poi vi lasciamo a voi. Vi salutiamo perché sono Sì, le è già stanca per me, campane e penso. han detto basta. Allora, io voglio farvi vedere una piccola cosa, piccola se possiamo chiamarla No, piccola, era proprio piccola, era proprio piccola. piccola, è un canale che noi che abbiamo trovato molto suggestivo e quasi dava anche l'idea di mostra anche immersiva, no? Perché è un canale, adesso così non si vede, ma abbiamo caricato un video realizzato da noi in maniera amatoriale, dove appunto potete vedere e sentire l'acqua che scorre, scorre. Oh, Sì, scusate, che sono poi quando uscita. c'era l'acqua più alta, vedevi anche più acqua in questo buco che Sì, c'era, sì, quando sì, invece era più in ovviamente secca. segue le maree, quindi a volte qui l'acqua è alta e arriva quasi Al quasi al pavimento. pavimento, e altre volte più bassa, ma comunque sempre scorre quest'acqua, quindi senti il rumore dell'acqua, quindi è una stanza anche molto Autenticamente esatto, veneziana, veneziana. sì. Qui trovate due opere, una è un'opera di Federica Bardelli, Gabriele Colombo e Mark Tutors, e dall'altra parte invece l'opera di Robert Lamarche-Perrin e Armin Pornacchi. Sì. Sono entrambe 2 opere che potete vedere anche direttamente nella versione web, non c'è la versione in realtà aumentata. Molto insomma, l'opera che avete visto prima di Federica Bardelli, Tutors e Colombo, ha usato anche l'intelligenza artificiale per andare a recuperare, a archiviare 4 entità diverse di elementi che si ritrovavano in tantissimi video che c'erano su YouTube. Loro avevano scelto il gabbiano, le persone, i vaporetti, e quindi potevi andare a ritrovare tutti i video uno dopo l'altro dei vaporetti, ed era stato un po' un modo per mettere ordine al marasma catastrofico che era rappresentato sui video YouTube. E insomma anche quello molto carino, vi consiglio di vederlo, magari vi ritrovate anche in qualche persona che è Può essere, sì. stata sì, Cliccando qui, appunto, potete andare a a vedere vedere l'opera. l'opera. Va bene, noi vi abbiamo Va dato bene. solo qualche spunto sulle opere, non le abbiamo Esatto. dette tutte, magari faremo un Ma video solo sulle sì. opere, vediamo, Oppure oppure le vedete vi voi, invitiamo vi a invitiamo a voi. visitarla e a Comunque scoprirla. Sì. vi invitiamo davvero, fate un giro, appunto è divertente anche perdersi, come nella realtà di Venezia, e quindi entrare e riuscire, insomma, almeno a me pare sia stato abbastanza divertente, e quindi trovate il vostro modo di esplorare questa mostra, direi. Grazie di averci seguite, ehm, E alla e prossima alla prossima. e grazie ancora. Buon Buon viaggio viaggio. in Acquagranda.